Bentornati, noi siamo appuntamento con le previsioni meteo. Prosegue l'ondata di caldo intensa anche dopo Ferragosto e quindi proseguirà una settimana bollente su gran parte dell'Italia, un po' meno comunque sulle regioni meridionali. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Come vedete, la situazione prevarrà con l'espansione di questo promontorio anticiclonico subtropicale che continua a dominare, però avremo la possibilità di qualche rovescio temporale durante le ore diurne su alcune aree. E andiamo a vedere. Intanto martedì, come vedete, bel tempo, ma la probabilità di qualche fenomeno locale temporale è possibile sulle Alpi occidentali, localmente anche su Alto Adige, sull'Appennino centro-meridionale tra Lazio e l'Abruzzo, e anche possibilità localmente sui monti della Sardegna. Proseguirà invece stabilità e tanto sole, poche variazioni per quanto riguarda la giornata di mercoledì, quando avremo il picco anche del caldo. Proseguiranno valori anche oltre i 39 gradi sulla Toscana, l'area un po' più interessata, anche sul bassa Valpadana. Come vedete, possibilità solamente nelle ore pomeridiane di qualche fenomeno sull'Appennino centrale, sulla Cunese e poi, come vedete, sulle Dolomiti, sul Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda giovedì, l'espansione ulteriore dell'anticiclone subtropicale proseguirà verso nord-est. I temporali saranno solo situati, come vedete, sulla Gran Bretagna localmente, mentre proseguirà un peggioramento molto più intenso questa volta sulle Alpi centro-occidentali, come potranno portare allo sconfinamento di qualche fenomeno fino al Basso Piemonte e fino alla Alta Lombardia. Questi settori più favoriti, oltre poi alle zone interne del centro, sull'Appennino centrale, sulla Sardegna, Calabria, e come vedete risentirà maggiormente questa volta la Sicilia, per la probabilità maggiore sulle zone montane di qualche temporale di calore durante le ore diurne. Poi, come vedete, caldo che avanzerà sempre di più sull'Europa centrale. Questo sarà il fisso nella settimana, caldo molto intenso, torrido, valori anche fino a 40 gradi, pensate, sul nord Italia. E guardate però le temperature attese per generalizzare un pochino su tutta l'Italia. Questi saranno i valori attesi. Come vedete, il sud Italia risentirà un po' meno dell'ondata di caldo, mentre nel weekend attenzione, perché c'è la possibilità che temporali molto più frequenti nelle ore pomeridiane andranno a coinvolgere, come vedete, l'Appennino centro-meridionale e soprattutto la Sicilia, specialmente nel Palermitano, specialmente nella zona settentrionale. Quindi queste le aree più coinvolte dal rischio di attività convettiva maggiore proprio nel pomeriggio e nella serata. Mentre una ipotesi ancora da parlarne, discuterne, perché per quanto riguarda l'ondata di caldo sarà molto lunga ancora, ma è possibile dopo il 20 del mese che una nuova ondata di forti temporali a partire dai quadranti sud-occidentali, questa depressione proverà a scalfire, quindi vediamo se ce la farà ad allontanare l'alta pressione africana e a portare quindi forti temporali non solo sull'Inghilterra, sul centro Europa, ma anche sull'Italia. Da capire però se questa teoria può essere confermato o meno, ma dovremo riparlarne assolutamente nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Continuate come sempre a seguirci e intanto siamo all'interno della forte ondata di caldo che sarà piuttosto duratura.